Benissimo, allora ho il piacere di presentarvi questa sera due persone che in veste diversa vi parleranno della Wolfsoniana. Il titolo è infatti La Wolfsoniana, non una collezione di arte per l'arte, ma di arte in funzione delle idee. Le persone presenti sono Mickey Wolfson, nato in Florida, laureatosi alla Princeton University e specializzatosi poi presso la Johns Hopkins University, che ha svolto lungamente l'attività di diplomatico, ha operato lungamente a Genova, ovviamente anche a Miami, ma soprattutto in Italia e a Genova, e nel 1986 ha fondato l'istituzione denominata The Wolfsonian, il cui museo è stato inaugurato nel 1995 a Miami. Ma ciò che tocca a noi da vicino è che nel 1987 ha creato a Genova una sezione italiana della fondazione che ha operato congiuntamente con Miami sin dal 1997. Nel 2007 Mickey Wolfson ha donato la collezione genovese alla Fondazione Ducale. Ci sono pertanto da una parte in Palazzo Ducale gli studi dove gli storici dell'arte che seguono da vicino questa fondazione operano, ma contemporaneamente esiste a Nervi proprio la sede nella quale vengono esposte le opere acquistate e raccolte in funzione di questo peculiare modello di raccolta di opere di vario genere che devono essere, come è stato ben detto ieri anche sul secolo XIX, sono oggetti che hanno una lingua e bisogna individuare una lingua degli oggetti da raccontare, i momenti diversi della storia nella quale questi oggetti hanno preso vita. La persona che è accanto a Mickey Wolfson è Matteo Fochessati, che è curatore appunto della Wolfsoniana, docente universitario. Da lui curate abbiamo avuto il piacere di vedere numerose spettacolari, dico io, mostre proprio anche a Palazzo Ducale, e ricordo fra le tante Rubaldo Merello tra divisionismo e simbolismo del 2017, ricordo l'ultima, Nostalgia, modernità di un sentimento, proprio una mostra del 2024. Io li ringrazio molto per essere venuti e per illustrare con il loro linguaggio peculiare quali sono le caratteristiche, le finalità e quale deve essere l'atteggiamento che il visitatore deve avere nei confronti di questi oggetti. Grazie. Genova per gli americani. Due ricordi in America di Genova. Uno è il municipio. Ne abbiamo due palazzi in America ispirato dal municipio. Uno è la casa di Vanderbilt a Newport, che si chiama The Breakers, e l'altro è il museo Walters a Baltimore, che è una città gemella di Genova. Questi sono gli unici due esempi dell'architettura genovese in America, e quello è già una curiosità, perché l'architettura italiana dall'inizio fino adesso ha enormemente influenzato il nostro gusto e il contesto americano, ma Genova ne ha solo due monumenti che sono stati trasformati un po'
all'americana ed è curioso, uno è una casa privata e l'altro un museo. L'unica altra cosa è in tutte le grandi collezioni americane private, Frick, Isabella Stewart Gardner e tutte le altre grandi, Morgan, hanno comprato sempre dall'inizio il 600 genovese e noi in America abbiamo quasi tanti capolavori del 600 genovese. Però con Duveen e Berenson loro hanno convinto i collezionisti americani che Genova non era il fonte del latte italiano, che si deve comprare subito il fondo d'oro e le latte di Siena e Firenze. E così i musei si sono cambiati e hanno cominciato a comprare quello che diceva Berenson e Duveen. Ed è curioso, e questa è una parte che mi sono imparato l'altro giorno, il secondo più grande collezione di 600 genovese, stranamente non sapevo niente di questo, si trova in Ascoli Piceno, al Museo del Comune di Ascoli Piceno, è il più grande collezione del 600 genovese fuori Genova. E quello Matteo non mi ha mai detto quello. So così. Allora, la Wolfsoniana and the Wolfsonian. Mr. Smithson, che è un inglese, che ha dato sua fortuna e la sua collezione all'America, the Smithsonian, è morto a Nervi e poi è stato portato da Nervi, Matteo, in a pickle barrel, come si può dire? Pickles, sotto accetto. Hanno messo esatto, perché così il corpo pesava. E lui è sepolto nel muro del Smithsonian Washington. E io per 40 anni avevo una casa Sant'Ilario, so mi sembrava giusto, in omaggio di Mr. Smithson, di chiamare The Wolfsonian invece di Smithsonian, The Wolfsonian. The Wolfsoniana, allora, un po' arrogante l'idea, però io ho vissuto a Johns Hopkins, dove ho studiato 2 anni a Bologna, andavo spesso a Firenze alla libreria Lorenziana, so abbiamo scelto di chiamare di sorella Wolfsoniana in onore della Lorenziana e the Wolfsonian in onore del Smithsonian. Ho studiato storia d'arte e storia e lettera comparativa e io cercavo, perché quando io ho letto la storia soprattutto era sempre scritto con un punto di vista, l'autore aveva qualche cosa assolutamente un po' propagandistica, insomma, aveva solo un'idea. E io ho scoperto che l'oggetto fatto dall'uomo e donna era più spirituale, perché l'arte veniva dallo spirito dell'individuo. E così ho provato di creare un nuovo linguaggio, il linguaggio dell'oggettica. E io vorrei che la gente che quando vengono al museo si negozia con l'oggetto, che c'è un rapporto o un dialogo con l'oggetto e così si impara la materia
chi l'ha fatto, perché l'ha fatto, e c'è molto più rapporto personale fra il negoziante, l'oggetto e l'artista. E io non collezione, una volta nel secolo scorso si faceva collezione di arte italiana, inglese, tedesco, eccetera, ma questo è terminato con il nostro secolo. Adesso facciamo le langue. Io faccio la collezione di uomini e donne che creano con le mani parlando una di 7 lingue: italiano, inglese, tedesco, olandese, giapponese, un po' slavo, russo in particolare, e più strano ancora è celtico. È la più grande collezione attualmente esistente sull'arte dell'epoca 1885 a 1985 a 45 dell'arte celtico, perché celtico vuol dire soprattutto Irlanda e la Bretagna in Francia, perché mi interessa soprattutto l'identità, perché ho detto l'altra sera e dico di nuovo, l'Italia non esiste, è un bellissimo nome che è stato inventato, sempre stato lì nell'immagine, ma quello che esiste è l'italianità, è lo spirito italiano. Qui la lingua adesso è molto più evidente di prima, perché c'erano tutte le altre lingue e i dialetti, ma qui come si fa a identificare un italiano? Si identifica l'italiano dal suo senso o spirito di italianità. Non la Francia è tutt'altro. Un francese è qualcuno che parla francese e quello è l'identità delle francesi. Si parla benissimo francese, lei è accettato come un francese. Qui non è così affatto, in Germania è tutt'altro, ma qui è una cosa piuttosto spirituale, e in Francia, volendo, è più intellectual, secondo le lingue. E adesso questo basta con il prologo, adesso ti passo Matteo, così può chiedermi qualsiasi cosa, però volevo fare quel prologo perché è importante, perché non è un museo, abbiamo anche cambiato il nome. Il museo viene da noi Casa delle Muse, e questo non è una casa per le muse, è una casa di idee e di reflection and of art in function delle idee, e quello mi interessa di più. Adesso si chiama un documentarium, perché documenta l'epoca. Non è un museo, non si va lì con lo stesso idea di andare a Palazzo Rosso, Palazzo Bianco o un altro museo, perché non è presentato in quel modo lì, e il morale della storia non è un morale di bellezza, di beauty, di ammirazione. Io vorrei che la gente, quando vengono da noi, comincia a pensare e riflettere e di ricordare.
Bene, sì, prima di magari stimolare Miki e chiedergli alcune cose, io volevo, come dire, fare un po' una piccola cronaca notarile di come è nata ed è cresciuta la Wolsoniana. Wolsoniana nasce nel 1988 e io ho iniziato a lavorare con Miki in quell'anno e all'epoca era un branch della Wolsonian di Miami e originariamente avremmo dovuto avere come sede espositiva il Castello Mackenzie, poi sono state fatte, appunto, come ben noto, delle altre scelte. Nel 99 eravamo in tre all'epoca, cioè sono stato entrato nell'88, poi nel 90 Gianni Franzone, nel 91 Silvia Barisione ed eravamo in tre. Nel 99 Miki ha firmato un trust, cioè una sorta di convenzione, di accordo con gli enti locali per dare la propria collezione all'allora Fondazione Regionale Cristoforo Colombo, che nel tempo poi ha ricevuto, appunto, la collezione in gestione. Nel 2005 abbiamo aperto la Wolsoniana, infatti ieri abbiamo festeggiato il 20 anni dall'apertura. Nel 2007 Miki ha donato la propria collezione all'allora Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo e nel 2012 Silvia Barisione ci ha lasciato per andare a Miami nel 2012, sì, nel 2014 la Fondazione Regionale è stata incorporata da Palazzo Ducale, quindi la collezione è passata sotto la gestione di Palazzo Ducale e in tutti questi passaggi anche il personale, quindi il sottoscritto Gianni Franzone, siamo passati al Palazzo Ducale. Nel 2022 è mancato Gianni Franzone e nel giugno è arrivata Anna Piazenzeva, che, ecco, vedete che appare adesso, che, insomma, come dire, è la proiezione verso il futuro della Wolsoniana, con cui abbiamo realizzato diverse mostre in questo periodo, tra cui, appunto, abbiamo curato l'ultima dedicata ai 20 anni della Wolsoniana. Questo, così, come dire, è un inquadramento storico di quello che sono stati i vari passaggi. Rispetto a quello che ha detto Miki, sicuramente uno degli aspetti, delle cose che abbiamo imparato subito, e cioè una cosa che è veramente abbastanza, forse magari è comune, non lo so, però che tutti quelli noi curatori che ci siamo avvicendati, che stiamo ancora lavorando alla Wolsoniana, la stessa Anna che è arrivata recentemente, cioè prendiamo subito questo imprinting wolsoniana, per cui abbiamo due diktat. Uno è quello, l'ha detto prima Miki, che non è il nostro, non è un museo, mai pronunciare quella parola, un po' una vergogna, e chiaramente si incappa sempre nell'errore di dire andiamo al museo, e lui no, non è il museo, è il laboratorio culturale. L'altro aspetto è strettamente legato ed è legato al titolo che abbiamo voluto dare a questa conversazione, utilizzando quello che è stato uno dei due motti, adesso poi vi dirò qual è il secondo, di Miki, è che noi non collezioniamo arte per l'arte, ma l'arte in funzione per le idee. Quindi spessissimo Miki ci ha un po' insegnato che non è che dobbiamo amare la bella arte, le belle cose, anzi ogni tanto acquisiamo anche delle cose che consideriamo ugly e brutte, ma che però hanno una funzione nel vocabolario che costituisce questa narrazione dell'epoca storica presa in considerazione. Il secondo motto tipico di Miki è I like it but I don't love it, che è una delle frasi che usa abitualmente quando dobbiamo giudicare delle
delle opere per una possibile acquisizione. Le immagini che stanno scorrendo sono immagini che si riferiscono a oggetti della collezione come questa che vedete, ma anche alle attività che abbiamo svolto e ai luoghi dove si è svolta questa attività, perché la Wolsoniana ha la sua sede, diciamo, espositiva, appunto non chiamiamola museo, a Nervi, però poi ha un centro studi a Palazzo Ducale che è attivo ed è aperto come agli studiosi, agli studenti su appuntamento, ed è il luogo, come dire, un po' la fucina delle nostre attività. In più poi abbiamo un deposito che è all'interno della depositeria del Comune di Genova, degli musei di Genova, dove conserviamo il resto della collezione. In più quello che avete visto sono delle immagini di mostre, l'aspetto appunto che diceva Miki, no? Che non siamo un museo statico, fermo, ma siamo un organismo che si allarga e sviluppa la propria attività in diverse altre sedi, e infatti non organizziamo soltanto mostre alla Wolsoniana, ma abbiamo organizzato molte mostre anche per esempio ovviamente a Palazzo Ducale, in particolare dal 2014, nel momento in cui siamo stati acquisiti, ma anche in altri sedi, in Liguria, in Italia, all'estero. Abbiamo fatto ovviamente delle mostre in collaborazione con i nostri cugini americani della Wolsonian, alla Wolsonian di Miami Beach, ma abbiamo organizzato mostre alla Extric Collection di Londra, a New York, alla Casa Zerilli Marimo, a San Francisco, insomma, diciamo, e stiamo progettando una mostra in Olanda, cioè l'attività si sviluppa attraverso appunto una rete di relazioni che è anche incrementata dei rapporti istituzionali che sviluppiamo attraverso i prestiti, che è uno degli altri aspetti, come dire, fondamentali della nostra attività, quello di come dire, collaborare sia dal punto di vista della fornitura di materiali, di prestiti materiali, ma anche di collaborazioni scientifiche con altre istituzioni. Quindi le immagini che vedete, al di là, diciamo, degli spazi, che sono gli spazi del museo, gli spazi degli archivi, gli spazi della depositeria, sono anche poi immagini che si riferiscono ai diversi luoghi espositivi in cui interveniamo, in cui abbiamo svolto dell'attività. Appunto quello che diceva Miki è che questa collezione vuole, attraverso, come dire, una funzione che può essere democraticamente didattica, raccontare la storia. Miki originariamente, adesso come dire, gliene parlo adesso, ma lui lo sa perché è una discussione che abbiamo già avuto, aveva fissato dei termini cronologici ben precisi, che la chiusura era il 1945, noi da un po' di tempo stiamo cercando, come dire, di oltrepassare questa data, e mi sembra che su alcune cose siamo d'accordo, no? Su alcuni tematiche, per esempio i transatlantici, che è uno dei temi principali della collezione. Ovviamente non possiamo non documentare quella che è stata l'attività del dopoguerra. Poi per esempio con l'acquisizione di un archivio come l'archivio della Mita, che è una manifattura che fu fondata nel 1923 a Nervi da Mario Alberto Ponis e che è stata attiva fino agli anni 70, chiaramente ci ha portato anche a confrontarci con delle fasi successive, degli sviluppi successivi, ma sempre con questo, come dire, spirito wolsoniano che sa rileggere appunto i periodi storici attraverso gli oggetti che possono essere come dire, delle parole o comunque un vocabolario con cui comprendere in maniera diretta quelle che sono le complessità e anche le criticità
di un'epoca. Adesso vorrei sentire da Miki appunto rispetto a su questo punto, perché mi ricordo che una volta abbiamo parlato di questa possibilità di ampliare il nostro, come dire, scarto cronologico, e lui aveva detto beh sì, dopo che c'è stato il crollo del muro di Berlino forse ho pensato che ci si poteva... Perché io ho sbagliato, io ho completamente sbagliato, ho scelto 2 date e allora non sapevo meglio. La fine era la fine della guerra e ho pensato che dopo la guerra cominciava un mondo nuovo, era completamente non è vero, il mondo nuovo, nostra attualità si comincia avec la caduta del muro di Berlino, ma non sapevo quello allora quando sono cominciato. Ho scelto di finire, le parentesi era 1885 perché quello era il momento dell'industrializzazione e il mondo dell'industria anche in Italia era un mondo tipo universale, una coscienza collettiva, e era completamente sbagliato perché il mondo allora si cominciava con le rivoluzioni degli anni 1848-49 e è durato fino alla caduta di Berlino. Però non sapevo, ho scelto perché tutti i paesi che mi interessano, le lingue, soprattutto dei paesi, per esempio Francia, non ho detto Francia, non ho collezionato, adesso sì, perché abito 7 mesi all'anno a Parigi, però gli altri paesi erano nuovi, Stati Uniti nuovo, Italia nuovo, Germania nuovo, Olanda nuovo, Giappone nuovo. Io ho collezionato questi paesi che cercavano una nuova identità, perché la vecchia identità era esaurita e poi il mondo aveva cambiato tale che cercavano l'Italia, per esempio, sapete benissimo, cercavano un'autoidentità proprio nazionalista e per corrispondere alla reunification of the country, and Olanda and la Germania too, Bismarck e tutto quello. Io mi interessa soprattutto di identificare l'identità delle nazioni e adesso le persone che lavoravano in quell'ambiente. Sì, poi c'è un altro aspetto che è sicuramente peculiare della collezione. La collezione di solito ha questa denominazione, è una collezione di arti decorative e di propaganda. La propaganda è stato uno degli aspetti molto più caratteristici, no, della nostra collezione, forse anche quello più che ha creato maggiore in una certa fase anche una criticità. Noi documentiamo la propaganda politica. La collezione di Genova, la Wolsoniana, è principalmente focalizzata sull'arte italiana, sulla storia italiana, e quindi naturalmente non c'è soltanto tutto l'aspetto politico dell'Italia umbertina, della entrata in guerra, l'interventismo, il neutralismo, ma c'è tutto il ventennio del fascismo che nella collezione è documentato attraverso una varietà di materiali. Questo è uno degli aspetti ovviamente che abbiamo di nuovo recepito un po' dal punto di vista, la prospettiva anglosassone di Miki, quindi non con un'ottica ideologica, anche se ovviamente esiste, questo è un filtro ovviamente che non si può annullare, ma con una
comunque con una capacità di oggettivizzazione e di confronto, in comparazione con le altre propagande politiche che si sono sviluppate negli altri paesi occidentali, insomma, nel periodo preso in considerazione, in particolare degli anni tra le due guerre. Su questo tema abbiamo lavorato molto negli anni, anche con delle mostre ad hoc. Abbiamo fatto qui al Ducale una mostra addirittura sui manifesti della Repubblica Sociale, che era veramente molto, cioè sono manifesti molto trash, no? Molto duri, molto anche decisamente sgradevoli, però è stata, come dire, un passaggio che era opportuno. C'è stata poi una mostra che abbiamo fatto sulla autarchia, le colonie, che di nuovo, come dire, analizzava sempre con questa varietà di materiali, quindi non soltanto le arti figurative, la pittura, la scultura, ma soprattutto anche i materiali, gli oggetti d'uso e gli oggetti della quotidianità. E questo è ovviamente l'altro aspetto che si integra, no, con l'analisi della propaganda politica, cioè il fatto di documentare in questa collezione, in questo articolato discorso narrativo che la collezione tenta appunto di proporre, intende proporre, di mettere in discussione e in dialogo tra di loro oggetti che magari hanno una qualifica di arti maggiori, con invece oggetti appunto di uso comune, che però, insomma, terminiamo lo vedete qua, la visita alla Wolsoniana con la Vespa, perché chiaramente la Vespa è un'icona del Made in Italy, ed è l'icona della ricostruzione, ed è fondamentale, no, per capire un'epoca. Bene, questo dialogo e questa integrazione tra questi materiali diversi è un po' lo spirito della Wolsoniana. Queste sono delle immagini del deposito, e queste invece sono le immagini dell'archivio di Palazzo Ducale, del nostro centro studi, dove appunto sono conservati tutti i materiali su carta, inclusi tutti gli archivi, e la biblioteca che è fondamentale, perché anche i libri noi li consideriamo come una parte vitale della collezione, e spesso i libri li utilizziamo per le nostre mostre come elemento di integrazione. Qui vedete alcuni inviti o brochure di mostre che abbiamo realizzato alla Wolsoniana sulle terme di Salsomaggiore, Galileo Chini. Questa è una mostra sulla DDR, quindi non era una mostra con materiali della Wolsoniana, anche se lì abbiamo qualche piccolo materiale, c'era, ma questo era interessante perché è una mostra sulla Germania dell'Est. Era per noi interessante perché era una verifica di un altro modo di fare propaganda, che però in cui potevamo ritrovare le stesse problematiche che ritrovavamo nella propaganda fascista. Questa è una mostra su un archivio che Mickey Wolfson ha acquistato e che, come tante opere sue, è in prestito permanente, che è l'archivio di Luigi Freddi, il fondatore di Cinecittà. Qui invece vedete altre immagini, una si riferisce appunto a quella, l'immagine del Palazzo Ducale da Piazza Matteotti, perché là sono i nostri, in alto è il nostro centro studi. Questa è la mostra della Mita. La Mita di nuovo è un luogo di analisi molto wolsoniano, perché lì si incontrano arti maggiori e oggetti di uso quotidiano, tessuti, tappeti, e poi appunto ci sono state le grandi mostre che sono state ovviamente Merello, che avete visto prima, su questa rilettura di uno degli esponenti principali della cultura divisionista, gli anni 20, che è una mostra di nuovo fondamentalmente wolsoniana, anche se non ci sono soltanto oggetti della Wolsoniana. Poi ci sono delle mostre, questa curata da me, da Anna Viazenzela, sul ponte sullo stretto di Messina di Brasile,
assassini, quindi un tema molto attuale che però appunto recuperato dalla memoria della collezione, fino ad arrivare a Nostalgia, che di nuovo pur essendo una mostra che partiva dal Rinascimento, arrivava all'arte contemporanea, però aveva un filtro di lettura wolfsoniana, almeno questa era la nostra idea, il nostro obiettivo, e c'erano delle opere come questa che è alle spalle mie e di Anna, che è un'opera della wolfsoniana. Miki, vuoi dire qualcosa sulle mostre? No, ma voi ricevi delle domande del pubblico e adesso Sì, se del pubblico di chiedere. allora, se ci sono delle domande del pubblico, ne saremo felici, anzi Miki sarà felice di rispondere. Ecco qua, sono a vostra disposizione. Ah, scusa. C'è il signore là dietro che poi... Io volevo fare un elogio particolare a te, Miki, per il bene che hai fatto a questa città, per la tua generosità, per i ricordi che tu hai evocato della tua vita che hai passato a Sant'Ilario, di cui ho un ricordo, anche se bambino, vivissimo. E credo che tu abbia portato qui a Genova una ventata di mecenatismo all'americana. Sei stato estremamente generoso con la nostra città e ho l'impressione che la città abbia fatto un po' di fatica ad accettare la tua generosità. Tempi molto lunghi, ingiustamente lunghi, sì. È vero? No, sì, tempi molto lunghi, ma io sono abituato perché io in America lavoro con un'università e non hai l'idea della burocrazia. Ma certo. E i tempi no, invece questa città è strana, stranissimo, perché è l'unico resto in Europa. Voi avete qualcosa che le altre città hanno perso. Genova non è mai stato banale. Sì. E adesso, tragically, tante città in Europa, anche con tutti i loro tesori e tutte le loro bellezze, è difficile andare con calma e con un senso di scoprire Venezia, Firenze, Roma. Certo. E adesso è il tocco di Genova, perché la gente si sono affascinate, e anche i genovesi si sono affascinati. E questa città, quando ho scoperto, quando sono venuto, non mi è mai piaciuto nulla, però poca alla volta, quando, come un fiore, quando il fiore si è allora ho capito, misterioso, privato. Qui non si sa niente l'archivio di Genova è uno dei più grandi del mondo e non c'è niente personale dentro. Noi non sappiamo niente della personalità di quella gente, se avevano lovers, mistresses, cosa facevano, cosa mangiavano. È tutto perché qui è tutto da scoprire. È come una grande découverte, ci vogliono degli anni e io ogni giorno ancora scopro qualcosa di nuovo. La città mi ha affascinato dal fatto che la banalità, la parola non esiste e allora io ho sempre trovato questo affascino e con tutti quelli che vengono qui, siccome gli americani inglesi non sono preparati niente e allora si affascinano subito. Stranamente Genova sta tornando al passato perché anche i genovesi cominciano a celebrare quello che è stato
la città più ricca del mondo per 700 anni, e questi palazzi, l'arte, 49 musei, ma scherziamo. Certo. I mean, è un fenomeno ancora oggi, 2000, non so che anno siamo, 2025 o 2000, da scoprire. E quello è una delle città più affascinanti e meno, come si può dire, Conosciute? esatto. Sì, conosciute. E la gente si interessa perché non vogliono più i chain cities, like chain stores, like vogliono ancora tornare all'individuo, alle persone, ed è buffissimo quando viaggio e vedere questa individualità che vogliono sostenere. It's interesting for people. In general it's interesting. E non era da noi, era la luna, misteriosissimo, come ho detto all'inizio, 2 palazzi, Sì. e i 600 in qualche museo nelle città imperiali americane. Però era Columbus, una leggenda, allora tutti Non però più adesso politically correct, Sì, però. sì. Guarda, no, però nelle tue parole, caro Micchi, hai dimenticato il contributo che tu hai dato, lo slancio che tu hai dato a questa città per farsi conoscere. Però- Qui sei caduto in contraddizione, perché il tuo amore è stato in un certo senso fertile. Tu hai usato la parabola del fiore, no? Il fiore è sbocciato grazie anche alla tua presenza, al tuo dinamismo e alla tua generosità. È un po' quello che succede anche in amore, ci vuole tempo, e tu hai seminato anche la conoscenza della città, e di questo dobbiamo esserti grati. Thank you. Però vorrei anche ricordare altre tue passioni da collezionista, che sono quantomeno bizzarre, e cioè il tuo amore per i treni. Sì. Ora, chi di voi può pensare in vita di comprare una vecchia litorina e imbarcarla sulla nave e portarla a Miami? No, grazie Insomma, a quel signore lì quale che è signore? stato portato Il in direttore delle America ferrovie. sulla prua del Federico. Ah, grazie a Nicola Costa, sei tu Sì, che l'hai sì. trasportata? E poi grazie allo Stato, lo Stato mi ha dato un litorina a cremaiera Sì, che con le faceva tendine. Paola Cosenza. Sì. Era a cremaiera. È stato presentato in tutte le città italiane prima di sbarcare per America sulla costa. Insomma, tu ami i treni, e anche questa è una cosa estremamente originale. Lo raccontavo la professoressa Rolandi, che tu a un certo punto in Sardegna viaggi in treno. È vero? Sì, sì, sì. Ora, in Sardegna probabilmente i treni non sono delle metropolitane come quelle di Londra, non è vero? Però tu viaggi sempre in treno e hai questa passione. E poi non dimentichiamoci anche che hai fatto degli investimenti. Treno in nave. Ho attraversato l'Atlantico 187 volte in nave. Accidenti. Da tutta Costa, da tutta Italia, francese, tedesco, irlandese, tutti qua. Ma infatti io so che il tuo indirizzo email è Mickey Wilson Globetrotter Around the World, che è la stessa cosa. E poi hai anche comprato il castello Mackenzie. Diamine, hai investito con passione in questa città. La follia totale. La follia totale. Sì, ma vedi, i genovesi sono poco folli, sono molto attenti e sono molto prudenti. Tu invece sei un uomo di passione e di slancio. E faccio tanti auguri, che non siano solo 20 anni, ma 100 e oltre. E faccio auguri ai 2 curatori. Sì.
e anche un pensiero doloroso e affettuoso per Gianni Franzone, che non è più con noi. Thank you. Ovviamente mi associo all'elogio. Io le volevo fare una domanda molto semplice. Il collezionista è una figura importante. Quando ha cominciato a fare il collezionista? Do you want to speak in English? Do you want to... No, il fascio. Però io non sono un collezionista, quello è anche importante. Io non volevo, nella mia vita, io volevo 3 cose. Non sono un collezionista. Io sono a hunter-gatherer, a raccoglitore, ma non un collezionista. Ho capito, ma quando ha cominciato a raccogliere? All'inizio, In fasce? sì, quando era nato. Ma come ha fatto? Cosa ha fatto in quel Ho momento? visto il campanile, qualcosa sulla questo. Oh, la prima colazione. Le chiavi delle navi, dei transatlantici e le chiavi degli alberghi. I miei mi hanno portato in Europa per la prima volta in 52 e allora io ho cominciato in 52 a raccogliere le chiavi della nave. Noi siamo venuti con una nave olandese da New Amsterdam e ho collezionato quello il primo e poi gli alberghi. Da lì io ho fatto la collezione di 5.000 chiavi di alberghi e di nave. Esatto, ma come mai? Cos'è che l'ha spinta a fare questa cosa? Apre la chiave che apre la porta dell'imagination, dell'unknown, della fantasia. Era la porta che si apre chissà cosa. Okay. Ho cominciato con le chiavi, però io volevo 3 cose nella vita, veramente volevo 3 cose. E dopo aver avuto 2 dei 3, dopo 12-15 anni, non volevano più. L'unica cosa che vuoi avere, che faccio ancora, le 2 che io, come un piccolo americano, si sognava di un castello, sai, l'idea di avere un castello. E grazie a Disney World abbiamo avuto il nostro castello in America, ma io volevo un castello in Europa. Ma io non sapevo un castello dell'altro, antico, moderno. Io ho avuto l'ultimo castello mai costruito, perché il Mackenzie era fatto da 1897 a 1913. Nel 1914 gli operai, i maestri, tutto sono andati in guerra e quando sono tornato dopo la guerra non c'erano più castelli. So, quello sì, e l'altro è un treno, perché io sono come i neri, io sono del sud, io sono meridionale della Florida e noi diciamo, è un po' politically correct adesso, ma tutti ambiziosi del sud, neri e bianchi, volevano andare verso il nord, perché il nord aveva le università, le scuole, le possibilità, e non era una zona agricola, era l'America imperiale. E io ho sempre sognato di lasciare la provincia Kanikati e di andare a New York, lassù. E abbiamo tutti, noi bianchi, noi neri, devo dire, in un altro vagone, e noi nel vagone dei bianchi, però tutte e 2 le razze andavano al nord e c'è la famosa espressione in America, up
from the south. Up from the south, yes. Noi sono up from the south. E allora da lì ho scoperto prima New York e the East Coast, e dopo i genitori mi hanno portato a 52 in Europa. E una parte, l'ultima notte sulla nave, tutti i ragazzi dal 13 a 20 anni, perché si viaggiava allora con i genitori, i nonni, la famiglia americana che veniva in Europa, eccetera. Siamo tutti rimasti sul ponte della nave per vedere l'Europa, perché l'Europa per noi era la fine del mondo, era la luna, la guerra, tragedia, tutto quello che abbiamo. Io sono nato in 39, papà è andato in guerra in 40, 41 e tornato in 46, però l'Europa era per noi, avevamo un paura terribile, perché non aveva nessuna idea di questi europei, e tutta la notte siamo rimasti sulla nave per vedere l'illuminazione Le Havre, ed era peggio di quanto abbiamo pensato, perché non c'era Le Havre, era ancora distrutto, non c'era niente, e era tutto 52, dopo la guerra era tutto in rovina. So, la nostra prima impressione di Europa era veramente drammatica, e io chiedo sempre ai miei nipoti, bisnipoti, di prendere la nave quando vengono in Europa per la prima volta, per realizzare e per capire che ci sono questi due mondi, una settimana a parte, ma si attraversa l'oceano per lontano Europa. Molte grazie. Io forse ricorda mio marito Paolo Sarperi un po' di anni fa, volevo farle una domanda e una riflessione. La domanda è: continua a collezionare, ha fatto delle modifiche al centro di Miami portando nuovi apporti per ragionamento particolare. La riflessione è che effettivamente abbiamo avuto, la ringraziamo perché abbiamo avuto la possibilità di conoscere una persona fuori le righe, sopra le righe, una persona figlia del mondo che ci porta a dare una lettura globale e anche a rivedere le nostre città. Io ricordo che allora avevamo dedicato una giornata a lei, all'università, al DISFOR, nel Palazzo Eridania, dedicata al mecenatismo genovese, e l'avevamo fatto in onore suo da mecenate, ricordando la storia e l'importanza del mecenatismo che ha avuto Genova. E poi l'avevamo accolta anche siamo riusciti ad avere il genovesino dedicato a lei dal sindaco Pericu, e poi una magnifica serata che ci aveva dedicato a 200 persone, in cui ci ha estasiato con la sua storia personale. Veramente ci ha fatto un po' all'essere figli del mondo, a non avere pregiudizi, ma godere il bello dell'arte insieme all'amico Franzoni, a vedere l'arte in tutte le espressioni, e questo anche è molto bello, perché l'arte non ha epoca, prende tutte le epoche, prende tutte le espressioni, come lei ci ha dato stimolo di poter vedere. Grazie. Quindi le novità di Miami. Le novità di Miami sono meno exciting delle novità italiane. Per esempio, Matteo, è più interessante le comprate per la collezione qui, e Matteo vi racconta una storia di oggi. Quale? Bologna?
Sì, Miki continua a collezionare. Oggi nel post-prandium abbiamo avuto una trattativa con un acquisto finale da un dealer di Bologna, e la collezione ha acquisito 3 manifesti, diversi progetti di architettura di Virgilio Marchi, che è stato un importante architetto vicino al futurismo, ma anche autore di scenografie, ma quelle non sono state prese perché non, you like it but you don't love it, e poi ci sono state muratori, architetture appunto di opere pubbliche realizzate in tutta Italia, in particolare a Roma, e poi tutta una serie di fotografie molto interessanti delle padiglioni all'esposizione di Chicago del 1933 e di New York del 1939, e un'altra serie di fotografie invece dedicate a una ditta, erano foto promozionali di una ditta che realizzava negli anni 30 neon, e che naturalmente venivano utilizzati per le architetture ma anche per allestimenti propagandistici, e sempre nell'ambito delle esposizioni anche 2 pannelli che si riferiscono alla Triennale d'Oltremare di Napoli del 39. Insomma, erano tantissime cose, è stato un lungo e laborioso, temevo che non saremmo riusciti ad arrivare qua in tempo, ma ce l'abbiamo fatta. E il più interessante è una affiche per Napoli 1940 con l'impero italiano, ed è affascinante perché è la prima volta che si vede in un affiche pubblico fatto per l'esposizione coloniale di Napoli 1941, la colonia cinese Tientsin, che è stato italiano, e Chini, decorato il palazzo della municipalità. No, lui era il governatore. No, non Chini. Ciano è stato con la moglie, la figlia di Mussolini. Lei è stato il governatore di questa colonia cinese italiana in Cina, e questa è la prima volta che si vede una cosa messo con Africa orientale e altre colonie, ma Tientsin. Quello è... Quindi sì, rispondo per lui, continua a collezionare. Ci sono altre domande, altre curiosità, altri stimoli verso... Insomma, in definitiva lei ha detto che chi scrive storia è sempre un po' di parte, perché non è mai completamente obiettivo. No. Ma in questo modo io faccio la storica, è vero. Più storica che curatore di arte. Sì. Perché mi interessa arte in funzione delle idee, non arte per arte. Comunque, in questo modo lei... Sì, com'è la frase? Arte... Non l'arte per l'arte, ma... No, ma si dice arte, coglie arte... E mettila da parte. Prendi l'arte e mettila da parte. In questa maniera, parlando di un linguaggio degli oggetti, si lascia una grande libertà a chi li vede di goderne, di collocarli, se vuole, se sa, nel periodo in cui questi sono stati prodotti. Ognuno utilizza quello che sa o formula delle domande, delle curiosità per conoscere meglio. Però fa parte tutto dello spirito dell'interno. È un gioco interiore. Sì. Allora, Posso integrare questo volentieri. pezzetto
terzetto. Questo terzetto. No, per entrare un po' nella sostanza della collezione di Mickey, visto che avete avuto questo dialogo sul significato dell'oggetto. Primo, la collezione wilsoniana ha sdoganato l'arte degli anni tra le due guerre mondiali, l'arte che hai definito arte di propaganda. E c'è voluto molto coraggio nel fare questa scelta, perché Matteo ha evocato quella mostra dei manifesti della Repubblica di Salò. Parlano. È un gesto coraggioso, ma chi li vede ricorda e capisce che cosa è stato. Sono oggetti che parlano, l'hai detto tu, in modo drammatico, ma chi li vede capisce cos'è accaduto. Quindi la valorizzazione di quel periodo è stato un fatto estremamente positivo, perché non ci avete messo politica, ci avete messo solo il gusto del tempo, che ha lasciato anche dei segni architettonici notevoli, no? A Roma, eccetera. Quindi avete scoperto con un passo leggero, ma allo stesso tempo molto ben documentato, un periodo che era difficile da affrontare, no? E lo è ancora difficile per gli storici, e voi ci siete riusciti. Allora, se non ci sono altre domande o altri interventi, io vi ringrazio molto per essere stati qua, ma ringrazio soprattutto Mickey Wolfson e Matteo Fochessati per averci aiutato ancora una volta a vivere la nostra città con ancora più gusto, con ancora più soddisfazione e diciamo anche con della curiosità che rimarrà. Mi permetto di dire che lunedì 26 maggio, sempre in questa sede, Paolo Piccardo parlerà di Il colore dei bronzi, dalla Lega ai bronzi di Riace, dalla Lega ai bronzi di Riace, quindi un'analisi chimica dei bronzi di Riace. Vi ringrazio molto e arrivederci.